Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Un referendum tra gli italiani se fare o no il ponte sullo stretto. Lo lanciano i contrari all'opera, Fratoianni e Bonelli, dell'opposizione di sinistra, ed è subito polemica. Lo Stato c'è e non chiude, la caserma dei Carabinieri, lo annuncia la prefetta Librizzi, che a Castiglione, comune sciolto per mafia, ha convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza. Imperversano le corse clandestine di cavalli controllate dalla mafia con scommesse di centinaia di migliaia di euro. L'ultimo caso, vicino a Palagonia, denunciato da un influencer, finisce in Parlamento. Alla moschea di Catania gesti di solidarietà e fratellanza all'inizio del Ramadan tra musulmani e cristiani. I popoli delle due religioni vogliono la pace. Tra poco andremo ad Avola, uno dei 7 comuni siciliani plastic free, promossi con la tartaruga per l'impegno contro l'inquinamento da plastica. Oscar, delusione per Io Capitano, senza statuette, premiati Oppenheimer contro la guerra fredda e Povere creature, che esalta le donne libere. Calcio, il Palermo torna alla vittoria sul campo del Lecco, ultimo in classifica. Rosanero adesso quinti e venerdì al Barbera c'è il big match con il Venezia. Catania nuovamente spuntato contro il Potenza, finisce 0-0, rossazzurri ancora 15esimi. Il Messina pareggia sul campo della vicecapolista Benevento e continua a vedere i play-off. Bentrovati, la via dei ricorsi e anche del referendum per fermare la realizzazione del ponte sullo stretto. L'annuncio dei leader di Europa Verde e Sinistra Italiana, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, a Messina, ha provocato una serie di reazioni polemiche, compresa quella del presidente della regione Schifani, Francesco Triolo. È una grande presa in giro su cui noi ci opponiamo anche dal punto di vista legale. L'annuncio di Angelo Bonelli da Messina durante l'incontro con associazioni e comitati contrari al ponte sullo stretto cerca di spaiare le carte proprio quando nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione delle procedure che daranno il via alla fase degli espropri. Guardate che se ci fosse un referendum domani, il popolo italiano direbbe no al ponte sullo stretto di Messina. Il popolo italiano direbbe no. Referendum è la parola chiave, perché il leader di Europa Verde lo ha detto chiaramente: stiamo lavorando ad un'integrazione dell'esposto già presentato e sul quale è stata già aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma, ma stavolta sulle procedure. La frase a sensazione però è stata quella della consultazione elettorale per chiedere agli italiani se l'opera la vogliono davvero, e la raccolta firme per la sua indizione potrebbe partire a breve. Insomma, la via legale diventa oggi la strada che si vuole perseguire. Faremo battaglia in Parlamento e anche fuori dal Parlamento contro un'opera che riteniamo inutile, enormemente costosa, un'opera che rischia di sottrarre ancora più risorse al Mezzogiorno, alle isole in questo caso. La Sicilia ha una condizione infrastrutturale davvero imbarazzante, perfino per arrivare qui. È curioso immaginare che fine faranno le auto che attraversano il ponte e poi arrivano qui, come da qui proseguiranno il loro percorso, per non parlare della situazione delle ferrovie. E le reazioni sono state immediate e dure. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha detto di essere pronto a costituirsi parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l'opera. Il senatore messinese Nino Germanà, vicepresidente del gruppo Lega e segretario in Commissione Trasporti a Palazzo Madama, ha parlato di sceneggiata. Non fermeranno il futuro, come non hanno fermato Alta Velocità o Mose, è stata la sua replica. Lo Stato c'è, la prima risposta è che non chiude la caserma dei Carabinieri, lo annuncia la prefetta Librizzi, che a Castiglione, comune sciolto per mafia, ha convocato una riunione per il comitato per l'ordine e la sicurezza. Il vertice, convocato dopo un inquietante raid incendiario. Tonino De Mana. Lo Stato c'è, lo Stato sta lavorando bene attraverso la Commissione. Non usa giri di parole il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che a Castiglione, comune sciolto per mafia nel maggio scorso, ha presieduto una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocata anche alla luce degli ultimi episodi criminosi che hanno visto coinvolto un imprenditore del settore turistico ed ex consigliere comunale. Il post e le fotografie che vedete sono di Alfio Conti, a cui ignoti, che lui stesso definisce codardi, hanno bruciato pochi giorni fa 2
due auto, la sua e quella della moglie, parcheggiate nella stessa via ma distanti una dall'altra, segno evidente che gli incendiari avevano obiettivi ben precisi. Sulla vicenda indagano i carabinieri e non si esclude che i fantasmi, come li ha definiti Conti sui social, vengano presto assicurati alla giustizia. Castiglione e Randazzo, comuni vicini e con lo stesso destino, quello di subire le ingerenze della criminalità organizzata che si infiltra nel tessuto sociale ed amministrativo. Ma le risposte ci sono ed avvengono con fatti concreti, come ribadisce il prefetto che ai nostri microfoni annuncia che la caserma di Passo Pisciaro rimarrà aperta e quindi non sarà chiusa. un segnale forte per mantenere un presidio sul territorio che a Castiglione potrà contare ancora su 2 caserme in centro e nella frazione Passo Pisciaro. Corse clandestini di cavalli, un fenomeno criminale che dilaga nelle città siciliane, soprattutto in provincia di Catania. Il video denuncia dell'influencer animalista Rizzi finisce in Parlamento, ma il fenomeno non si arresta e la polizia scova altre stalle abusive, sempre nel quartiere catanese di San Cristoforo. Emanuela Corsi. Un fenomeno criminale da decenni presente sulle strade siciliane, soprattutto catanesi e palermitane, e che nonostante le azioni di polizia e carabinieri non solo non si riesce ad arginare, ma guardando i video caricati sui social è sempre più in voga. Sono le corse clandestine di cavalli, dietro le quali si nasconde un giro di scommesse e di denaro che alimenta le tasche delle famiglie mafiose. L'ultimo caso eclatante poche settimane fa, quando l'influencer animalista Enrico Rizzi ha denunciato e pubblicato un video girato nel catanese che mostrava una corsa clandestina di cavalli con l'utilizzo di pistole. Un caso finito anche in Parlamento, sul quale è intervenuto il deputato dei Verdi Emilio Borrelli. Noi ci troviamo davanti a una situazione incredibile. In Sicilia, a Catania, continuano ad avvenire corse clandestine, o meglio, corse alla luce del sole che noi definiamo oggi clandestine, ma che di certo oramai non sono clandestine, al punto tale che fanno i video e le dirette. Oggi il quotidiano La Sicilia mostra il luogo dove è avvenuta la gara illegale. Siamo nella zona di Contrada Campanito, nel territorio di Palagonia, a oltre 40 km dal centro storico di Catania, in passato già teatro di altre corse clandestine. Il quotidiano mostra anche i segni sulla strada della linea di arrivo ancora impressa sull'asfalto. Intanto, pochi giorni fa nel quartiere catanese di San Cristoforo, la polizia ha scoperto e sequestrato altri 3 cavalli nel cortile di un'abitazione in un garage. I proprietari, un 73enne e un 51enne, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati. Sempre a San Cristoforo, a fine febbraio, erano state scoperte 5 stalle abusive, all'interno delle quali c'erano dei carretti utilizzati per le corse clandestine e farmaci dopanti utilizzati sui cavalli. Avrò cura di te. È l'iniziativa di solidarietà che si è tenuta questa mattina all'ospedale di Agrigento, una giornata di benessere per le pazienti ricoverate nel reparto di oncologia. Davide Sardo. Ad Agrigento, in ospedale al San Giovanni di Dio, le volontarie estetiste e parrucchiere hanno avuto cura delle pazienti ricoverate nel reparto di oncologia. È stata infatti l'iniziativa di solidarietà intitolata Avrò cura di te, promossa dall'azienda sanitaria provinciale e dall'associazione di volontariato Solide Ali, che ha reso a disposizione le proprie volontarie per offrire alle donne in lotta contro la malattia una giornata di benessere e di piacevole distrazione. Oltre al make-up estetico del viso con suggerimenti per migliorare l'aspetto fisico e le condizioni della pelle a rimedio degli effetti collaterali dei trattamenti antitumorali, i volontari si sono adoperati anche nel pedicure e manicure e nel sistemare le parrucche. Le persone all'interno dell'ospedale che stanno veramente vicino alle persone che vivono la problematica cancro, chiamiamolo col suo nome. E quindi anche adesso questo momento che stiamo vivendo qua è un momento che ti dà serenità e ti aiuta a affrontare meglio tutto quello che può venire anche dopo. Entrare in questo ospedale oggi non in funzione di quello che siamo state, ma bensì con la consapevolezza piena che dal tumore si può guarire. Ogni anno riconfermiamo l'appuntamento in ospedale qui in oncologia ad Agrigento, dove ci prendiamo cura dei pazienti, una giornata di spensieratezza in modo tale di fare sentire belle queste donne perché lo sono. La giornata è stata allietata dagli intrattenimenti musicali a cura dell'associazione Malati in Cura Oncologica Amico Luz. Foulard e turbanti sono stati donati alle pazienti dal Rotary Club di Bivona.
Altro colpo al traffico di droga sferrato dai carabinieri di Catania, che hanno arrestato nel quartiere di San Giovanni Galermo 2 calabresi, un 25enne pregiudicato e una 30enne, trovati con quasi 4 kg di cocaina nascosta nella loro auto, venduta al dettaglio avrebbe fruttato 300.000 euro. La droga requisita si aggiunge agli oltre 6 kg, tra i quali più di uno di crack, sequestrati nei giorni scorsi. Gli spacciatori sono stati condotti nel carcere di Piazza Lanza a Catania. La Sicilia ha 7 nuovi comuni, alla moschea di Catania gesti di solidarietà e fratellanza all'inizio del Ramadan tra musulmani e cristiani. I popoli delle 2 religioni, pensando a Gaza, vogliono la pace. Siamo a Catania con Adelaide Barbagallo. Il furgoncino della Caritas di Catania sforna legumi, pelati, cibo a lunga conservazione, chili e chili di prodotti donati alla moschea di Piazza Cutelli. Gesti di solidarietà e fratellanza tra Islam e cristianità all'inizio del Ramadan. Nella mensa il grande pentolone è già sul fuoco. Questa sera il menù prevede una zuppa araba di lenticchie, fave e ceci. Il secondo è fare pollo e batati. L'imam regala il Corano a Don Nuccio. Una sura sembra sancire il momento. Allah, Dio, ama chi opera il bene. Questo senza dubbio è un legame fortissimo tra le nostre religioni. E questa che cos'è? È una sura? Sì, un versetto di una sura, la famiglia di Al-Imran, che è la famiglia di Maria. La figura di Maria crea un legame fortissimo tra mondo arabo e cristiano. Abbiamo un intero capitolo intitolato Maria. Il Ramadan è il mese della misericordia e mai come in questo momento il pensiero corre a Gaza. L'unica via, l'unico modo per risolvere questi conflitti è quello di trovare una soluzione. La Marcia della Pace, insieme a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, testimonia questo impegno di tutte le religioni, tutte le fedi per una pace, per la pace. Senegalesi, mauriziani, bengalesi, l'Istat annovera a Catania 10.000 musulmani, ma sono molti di più. E c'è un dato singolare, la moschea assiste 500 famiglie, di queste oltre il 90% sono catanesi. La Sicilia ha 7 nuovi comuni plastic free. Ridurre l'uso della plastica e rispettare l'ambiente sono tra gli obiettivi principali delle amministrazioni, buone pratiche portate anche a scuola. Siamo stati in uno dei comuni premiati, Avola, nel Siracusano. Francesco Aloi. Un premio che riconosce l'impegno ma che stimola a fare sempre di più. La Sicilia ha 7 nuovi comuni plastic free. Noi siamo andati ad Avola, nel Siracusano. Ovviamente col fatto che abbiamo tolto i bicchieri di plastica usiamo molta carta, però le bottigliette sempre in plastica sono. Non vedo alternative alla plastica. Perché usano tutte le borse di plastica. Che la plastica venga ritirata in maniera differenziata e che per le strade in tutto il paese si trovi meno plastica, questo è un dato di fatto. La cultura del riciclo e in generale il rispetto dell'ambiente sono temi che vengono trasmessi anche ai più piccoli nelle scuole. Ed è un investimento importantissimo a lungo termine che si rivolge proprio agli attuali studenti che saranno proprio i futuri cittadini, nel tentativo quindi di sensibilizzarli. Facendo un giro per le strade di Avola difficilmente troviamo rifiuti. Una cittadina di 30.000 abitanti che fa della pulizia il suo forte. Tanta dedizione, tanto impegno da parte della cittadinanza e da parte di noi amministratori insieme ai volontari nell'occuparci quotidianamente di quello che è cura, decoro, e quindi sono delle politiche di sensibilizzazione, di prevenzione ma anche di contrasto. Abbiamo un sistema di videosorveglianza, abbiamo tanti punti informativi. Ma tenere la città pulita non basta. Fondamentale anche la collaborazione di chi ci vive e i volontari fanno anche la loro parte. Sicuramente ci saranno nuove iniziative perché abbiamo raggiunto una tartaruga e il nostro impegno sarà quello di raggiungere presto l'anno prossimo le 2 tartarughe, quindi vedrete ancora nuovi miglioramenti. I comuni plastic free aumentano sempre, ma la speranza è che un giorno tutta la Sicilia sia senza plastica.
Beh, speriamo davvero. Intanto a Messina una palestra ha offerto gratuitamente un corso di difesa personale a una quarantina di donne. L'hanno chiamato Cintura Rosa. Si è lavorato sulle tecniche ma anche sull'aspetto mentale. Francesco Triolo. Un corso totalmente gratuito rivolto alle donne per imparare a difendersi, ad affrontare situazioni pericolose, ad acquisire consapevolezza delle proprie possibilità. È quello organizzato da una palestra messinese che ha voluto fornire ad una quarantina di donne la possibilità di imparare le tecniche di difesa personale, lavorando sulla parte sportiva, ma anche su quella psicologica. Ovviamente è quella della consapevolezza che si acquisisce potendo avere un percorso. Si lavora molto quindi sulla parte mentale per un corso aperto a tutte le età. L'impegno e il coraggio che hanno mostrato le donne fa capire come sia soprattutto una questione di consapevolezza, quella di non sentirsi meno deboli. Sicuramente un po' più di fiducia in se stessi, soprattutto se durante un'aggressione o se magari mi trovo in un vicolo cieco o magari non so, c'è qualcuno che mi segue, un po' più di sicurezza in me stessa, sicuramente saprei cosa fare in queste circostanze. Ti permette pure di mentalmente più che altro, non tanto nella tecnica, ma mentalmente di poter affrontare la situazione che ti si presenta davanti. Quella è la cosa secondo me fondamentale, affrontarla mentalmente e poi giustamente con le varie tecniche riuscire ad andare insomma a sconzare il pericolo. Cinema, Oscar 2024, l'Italia incassa la delusione per Garrone. Oppenheimer conquista tutto, dal miglior attore al miglior film, e poi la vittoria dell'autodeterminazione femminile con 4 statuette a povere creature, che, dice la critica Alessandra De Luca, la sentirete fra poco, tocca un tema estremamente attuale, come la denuncia del maschilismo tossico. Eva Spampinato. Io Capitano non ce l'ha fatta, la corsa agli Oscar di Matteo Garrone si è interrotta qui al Dolby Theatre di Los Angeles la scorsa notte. La statuetta per il miglior film internazionale, categoria nella quale correva la pellicola italiana che racconta dei nuovi eroi contemporanei, è andata alla zona di interesse. Ma per l'Italia è una delusione a metà, spiega la critica cinematografica Alessandra De Luca. Contro la corazzata Glazer non si poteva vincere, la zona di interesse era il film super favorito, però il percorso che ha fatto il film è una vittoria straordinaria. Vedere questi ragazzi dal Senegal al tappeto di Hollywood è stato veramente un'esperienza straordinaria, quindi direi che Garrone ha vinto in ogni caso. La notte degli Oscar è stata di Oppenheimer, miglior film, miglior attore protagonista Cillian Murphy, miglior regia Christopher Nolan, 7 in totale le statuette vinte dal maxi biopic sul padre della bomba atomica. Come giustamente ha detto ieri Cillian Murphy, che ha vinto anche come miglior attore, viviamo nell'era di Oppenheimer e il film è dedicato a chi lavora per la pace. È un film straordinario, proprio linguisticamente straordinario. E poi la straordinaria escalation di Povere creature, un film che denuncia il maschilismo tossico, celebra l'autodeterminazione delle donne e dimostra quante meschine sfumature possano nascondersi dietro i comportamenti umani. Per Emma Stone arriva la seconda statuetta della carriera. Punta il dito contro un tipo di mascolinità tossica, violenta, contro un patriarcato che ormai non ha più ragione di esistere. Questa è una tendenza forte a Hollywood e non solo ad Hollywood. Serve a una percezione collettiva che deve assolutamente cambiare e questo film lo fa in maniera mirabile. Allora il mondo è nostro. Emma Stone, superlativa. Ci fermiamo per un po', tra poco il calcio, il ritorno alla vittoria del Palermo e le difficoltà del Catania in campionato. State con noi. Riprendiamo con il calcio, il Palermo torna alla vittoria, Rosanero che sbancano Lecco con il gol di Del Ciaru e scavalcano il Catanzaro al quinto posto. Marco Gullà.
Ha deciso il match questo colpo di testa, l'ennesimo vincente della stagione del Palermo. Un gol segnato al minuto 36 del primo tempo da Nedel Ciauru, che sfrutta i suoi 190 centimetri per sovrastare Capradossi e indirizzare in porta la palla, che vale 3 punti per il Palermo. Una partita sporca, il campo pesante ha penalizzato soprattutto i rosanero, che non hanno disputato una gran partita, ma hanno vinto e occorreva questo. Siciliani, adesso quinti, hanno una flebile speranza di poter ancora sognare la promozione diretta, anche se il secondo posto dista 7 punti, ma mancano 9 partite con in palio 27 punti. Il Palermo ha rischiato una sola volta su questo colpo di testa d'inglese intuito da Pigliacelli. Nella ripresa la formazione di Corini ha mantenuto la porta inviolata con attenzione e dedizione, poteva chiuderla con un calcio di rigore prima segnato e poi cancellato al VAR, ma nei minuti finali non ha rischiato più nulla. Era fondamentale oggi vincere, l'abbiamo fatto su un campo particolare, dove non è facile giocare, ma con lo spirito giusto, combattivo, con tanta energia. Abbiamo vinto contrasti, siamo stati dentro la partita come doveva essere e dunque sono felice per questa vittoria, che era il punto focale fondamentale per ripartire. Palermo che non può fermarsi, venerdì al Barbera arriva il Venezia in un vero big match. Lagunari terzi e con 5 punti di vantaggio sui rosanero, un'occasione per accorciare. Il Catania non va oltre il pari interno con il Potenza, occasioni sprecate ma anche rischi. Zeoli sperava in un altro avvio della sua nuova avventura e venerdì c'è un'altra sfida interna con la Cerignola. Marco Carli. In una stagione storta un punto in casa può essere anche un punto conquistato. Questa è la filosofia di Zeoli, almeno al momento, che giustamente si aspettava un altro risultato, ma che non disprezza il pari a reti bianche col Potenza, sapendo che la partita, soprattutto nel secondo tempo, poteva offrire qualsiasi risultato. Quando non vinci in casa c'è molta delusione. Spero che gli faccia capire cosa significa la continuità di risultati e poi essere liberi di testa, ma in questo momento comunque ci prendiamo questo punto. Lo so che nelle parole che dico qualcuno può essere deluso o ricevere critiche, però in questo momento cerco di prendere qualsiasi cosa positiva e trasmetterla ai ragazzi. Una partita particolare in cui l'allenatore etneo non vede né gli spunti né lo spirito adatto nel primo tempo. Una partita che cambia nella ripresa perché Chirico e Rapisarda qualcosa di nuovo lo mettono e soprattutto perché il Catania ci prova, anche se annaspa costantemente nei suoi limiti e nelle sue paure. Gli errori, in certi casi orrori in fase realizzativa, ne sono una dimostrazione. E per fortuna che dall'altra parte il Potenza trova un buon Furlan e anche la traversa. Il pareggio alla fine ci sta pure per quel che si è visto in campo, ma la constatazione non cambia l'umore dei tifosi a fine partita. Vogliono di più dopo 6 mesi amari. Intanto Zeoli, come i suoi predecessori, deve continuare a fare i conti con le assenze. Qualcuno ritorna e qualcun altro si fa male. Nel primo tempo cambi forzati per Cianci e Cicerelli. Adesso facciamo, ripeto, la conta e ci penso io a tirarli su, perché capisco che in questo momento chiederlo ad altre persone non mi sembra giusto, e né alla tifoseria che in questo momento sta vivendo un po' di amarezza. Pareggio 1-1 del Messina a Benevento, a vantaggio dei campani nel primo tempo con Lanini. Ha risposto al 90° il centrocampista Frisenna. Sabato prossimo nuovo appuntamento in trasferta a Latina. Sergio Colosi. Mai dare per vinto il Messina, sotto di un gol accompagnato dalla sfortuna per la traversa colpita da Zunno e ancora una volta penalizzato dall'arbitro, conquista a Benevento un più che meritato pareggio con un destro di Frisenna all'incrocio dei pali all'alba del recupero. Un punto che vale oro per prestazione e qualità dell'avversario. Il Benevento dell'ex Gaetano Auteri rallenta la corsa alla vetta, mentre il Messina mette un altro mattone alla sua salvezza e guarda oltre nel finale di stagione. Modica torna al 4-3-3 per le assenze degli squalificati e Mausso in manetta, ampio turnover con 6 cambi. Primo tempo noioso al minuto 31, i campani sbloccano la gara sul tentativo di Nardi con Lanini marcatore inconsapevole ma non occasionale dopo la doppietta al Potenza.
almeno un rigore non concesso entra ormai di diritto nella cronaca delle partite del Messina. Questa volta tocca a Di Francesco di Ostia Lido non punire un evidente tocco di braccio distante dal corpo di Terranova sul cross di Zunno. Lo stesso esterno di proprietà della Cremonese, migliore in campo, colpisce la traversa nella ripresa. Il Messina colleziona episodi negativi, ma non si arrende fino al pareggio di Frisen, che realizza il suo terzo gol stagionale in Serie C. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.